Un 36enne di Quarto d'Altino ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il terrapieno di un fossato, concludendo la sua corsa nel cortile di una casa privata. Davis Boscolo, 40enne di Marghera, che era seduto nel posto del passeggero, è morto, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, mentre il conducente, un carpentiere, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri di San Donà e i vigili del fuoco. Al vaglio delle forze dell'ordine la causa dell'incidente, un colpo di sonno oppure una velocità elevata in corrispondenza della curva. I militari dell'Arma hanno comunque richiesto ai medici di eseguire gli esami per stabilire l'eventuale presenza di alcol nel sangue del conducente. L'auto è stata posta sotto sequestro. La notizia ha subito raggiunto Marghera, dove il quarantenne viveva con la moglie. Lavorava in una vetreria di Piombino Dese nel Padovano. Era uno degli operatori di punta, un maestro nel modellare il vetro, tanto che i video che lo immortalano all'opera si contraddistinguono per le decine di complimenti che sottolineano la sua bravura. Appassionato di sport, aveva una predilezione per le moto.